quinta edizione di Ars in Tempore, percorso d'arte contemporanea nelle antiche abbazie. L'arte contemporanea entra nella storia dell'abbazia di Santa Maria di Follina dal 18 maggio al 9 giugno. Il progetto promuove l'arte contemporanea e valorizza le antiche sedi come poli culturali. Con felicità, siamo arrivati alla quinta edizione di Ars in Tempore qui a Follina. Ricordo che è un percorso di arte contemporanea nelle antiche abbazie. Siamo partiti a settembre con l'abbazia appunto di Santa Maria delle Carceri, che è proprio vicino a Este, per passare a Monastier, poi Cittadella, Sesto Arregana e adesso siamo a Follina. È un percorso che fa leva sull'arte contemporanea, la mette in contatto chiaramente con i diversi territori attraverso dei luoghi splendidi, quindi è un progetto anche di valorizzazione non solo degli artisti contemporanei ma anche del luogo antico, dare visibilità a luoghi che sono dei gioielli del territorio, e qui siamo proprio a Follina, che è uno appunto dei gioielli appunto delle zone, delle colline, patrimonio dell'UNESCO anche del Prosecco. Ci sarà una sorpresa, la chiusura il 9 giugno, che prevederà appunto l'intervento di un coro. Vi aspetto tutti, chiaramente qui sarà un momento di chiusura anche significativo. Il 9 giugno ci sarà la possibilità alle 17 di ascoltare, poter così fruire del coro Voce d'Olterfiera, quindi che con un suo repertorio allieterà appunto il momento conclusivo di questo evento. E ricordiamo che è organizzata da un'associazione. L'associazione Quinta Dimensione, di cui sono presidente, e che cura proprio eventi di arte contemporanea. Orari? E gli orari sono soprattutto il fine settimana, il sabato dalle 15 alle 19 e così la domenica dalle 10 alle 12 e poi dalle 15 alle 19.